Sono partiti gli assaggi dei nuovi originali cicchetti da parte della giuria del concorso Cicchettando in Rivavena, partito quasi per scherzo ma giunto alla sua seconda edizione. Si tratta di un concorso enogastronomico che vuole promuovere le attività che si affacciano in Rivavena, manifestazione che si realizzerà grazie alla collaborazione tra l'Associazione Rivavena ed ENAIP Veneto di Chioggia. La giuria oggi ha iniziato a valutare il miglior cicchetto Rivavena del 2023 partendo dal Baccaro altrove, passerà poi all'Imbriagon e al Baccaretto da Morgan che però non è in gara. Domani altro giro al ristorante Rivavena, all'80 Fame e Sete, al Dolire e alla Cicchetteria della Gina. Ultimo giro mercoledì al ristorante La Sgura e all'ultimo ma non ultimo, vincitore della prima edizione che si è tenuta lo scorso anno, il Baccaro Fritto. Ogni partecipante dovrà presentare alla giuria un cicchetto di nuova creazione da degustare con una bevanda abbinata. La giuria è composta da 7 membri, il presidente di giuria, 3 giurati, 2 studenti dell'ENAIP frequentanti il quarto anno, uno di sala e uno di cucina, e 3 giurati esterni nominati dagli organizzatori dell'evento. Tra le regole da rispettare per i partecipanti l'uso di ingredienti abituali, vietato l'uso di prodotti finiti, ma ammesso quello di semilavorati e confezionati. I commissari di gara controlleranno i prodotti usati per l'esecuzione del cicchetto. Verrà premiato il miglior cicchetto di Rivavena giovedì sera in occasione di una cena evento organizzata dai ragazzi dell'ENAIP presso la sede dell'istituto, come lo scorso anno. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.